Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, vi parlerò un po' di medianicità e di alcune cose che il vostro Marietto ha incontrato nel cammin facendo. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di De Garda e al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove nel gruppo dei magici arcieri bertoldini il De Garda Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Eventualmente, se volete, potete fare anche delle domande nei commenti qui sotto e i link li trovate per raggiungerci in Facebook e in Telegram qui sotto in descrizione. Bene cari amici, parliamo un po' di questa medianicità e quando il vostro Marietto praticamente ha cominciato ad aprire i fanali e gli occhi come quelli di una petroliera, diciamo così. Insomma, avevo due occhi grandi come i fanali. E quindi però partiamo da lontano. Partiamo quando a 15 anni a un certo punto incontrai questo gruppo di cabalisti mentre ero alla buvette di un supermercato. E a un certo punto questi cabalisti, perché ho già seguito chiaramente le pillole e un proseguio, no? Questi cabalisti mi fecero vedere un po' cosa sarebbe successo nella vita del vostro Marietto Veneziano, e il vostro Marietto Veneziano insomma restò un po' ghiacciato, diciamo che anche il fondo schiena si ghiacciò, anche se aveva 15 anni gli tremava tutto, anche le gambette, e a un certo punto si voltò verso uno di questi cabalisti e gli disse: ma io come farò a saltare tutti questi problemi? E il vostro Marietto insomma era sconvolto, ma uno di questi gli disse: guarda, in futuro ci sarà una donna che ti darà una mano. E io subito al volo gli chiesi: ma come si chiama questa donna? Guarda, anche se te lo diciamo adesso non c'è, però se vuoi ti diciamo il nome. E mi dissero il nome. Mi dissero anche che non avrei potuto capire perché non c'era, però mi dissero il nome, no? Quindi io pensavo che fosse una persona che abitava nel paese dove abitavo io e sono andato in un certo senso alla ricerca di questa persona. Quindi sono, come si suol dire, andato a casa, però devo dire un'altra cosa, Devo dire una cosa, che quando mi dissero il nome di quella persona che in futuro mi avrebbero dato una mano, mi dissero anche che quella persona era dentro un'altra. Io pensavo che abitasse nel stesso appartamento, e questo nome di quella persona là, un nome fantasia, si chiamava Delia. Al che io vado a casa del mio vecchiettino, e gli chiedo: senti papà, ma conosci una certa Delia nel paese? Mio padre mi guardò a un certo punto e pensò: ma forse non conosco nessuno di nome Delia. Il giorno dopo ritornò e mi disse: guarda, sì, è la mamma di un tuo compagno di classe, lavora insieme a me. Al che io, andando in giro per il paese, incontrai questo signore, chiaramente sono nome fantasia, che si chiama Delia, e gli dissi io: senti Delia, tu mi devi fare conoscere questa ragazza che mi hanno detto che in futuro mi aiuterà economicamente, perché è molto importante, così tagliamo le gambe al toro e accorciamo, al posto che incontrarla fra 30 anni, mi incomincio già a aiutare adesso. La Delia mi guarda e mi dice: ma guarda che in casa mia non abita nessuno con quel nome lì. Al che il vostro Marietto pensava che la Delia tenesse nascosto questa ragazza in casa e non voleva che aiutasse il vostro Marietto. E io continuavo a insistere, dicevo: senti, ma questi qui in questa città che incontro, questi cabalisti mi dicono che in casa tua, dentro di te, c'è questa persona e che in futuro mi aiuterà. Al che la Delia mi guarda seriamente e mi dice: senti, lascia stare, adesso mi informo e guardo un po' cosa salta fuori, vediamo un po' questa ragazza che è. Passa il tempo, io ormai quasi avevo dimenticato questa faccenda qui, di questa che mi avrebbe aiutato, perché sapete che a 15 anni si fa in fretta a dimenticare le cose. Passa il tempo e rincontro Adelia e mi dice: sai Marietto, ho capito chi è quella che mi dici te,
E io ero tutto contento perché ho pensato, bene, adesso me la fa conoscere così mi aiuterà. E mi dice la Delia, sono io. E io dico, come sei tu? Sì, sono io nella prossima vita, mi sono informato e sarò io nella prossima vita. Anche il vostro marietto ha aguzzato le orecchie, la guardo e gli dico, senti Delia, ma allora ti devo addormentare, così mi dai subito una mano. E lei mi guarda e mi dice, ma io non voglio essere addormentata, caro mio. E quindi la storia finisce lì. Io pensavo, ma forse quelli i cabalisti mi hanno preso un pochettino in giro. Passa il tempo e alla fine io vado a lavorare con la Delia, diventiamo amici, lavoriamo al stesso piano perché lei lavorava in un ristorante e io vado a fare il cameriere. Verso 22 anni purtroppo la Delia lascia questo mondo vibrazionale mentre lavoravamo assieme per via di una malattia grave e va a miglior vita. E chiaramente il vostro marietto va al funerale. Ma cosa succede mentre va al funerale? Insomma, tutti restano lì, insomma, tristi, io ero veramente molto triste. Succede che appunto la si vede che viene seppellita e via. Passa il tempo e a un certo punto una notte il vostro marietto sente ciao Mario, al che il vostro marietto era a letto e pensa, caspita, ma chi è che mi ha salutato? Accendo la luce e non c'era nessuno, vado in giro per l'appartamento e non c'era nessuno e vado a letto. Il giorno dopo ancora, ciao Mario, e il vostro marietto si alza, va in giro per l'appartamento e dice, ma caspita, ma chi è che mi chiama, mi saluta? E ho pensato, se non fosse perché so che la povera Delia è andata in cielo, il vostro marietto penserebbe che sia lei. Insomma, per 3-4 volte succede questa cosa qui, finché il vostro marietto a un certo punto resta di stucco perché questa entità, questa persona gli continuava a parlare anche con la luce spenta, anche il vostro marietto dice, ma tu chi sei? Io sono la Delia. E insomma ci siamo messi a parlare. E a un certo punto cosa succede? Era bello perché ogni volta che arrivava si stava lì delle ore a parlare, poi lei se ne andava e il vostro marietto si addormentava. Ed era diventata una figura molto importante perché tra l'altro era anche la zia del mio padrone di casa, una parente del mio padrone di casa, no? E infatti io gli raccontavo al mio padrone di casa che veniva la Delia a trovarmi di notte mentre dormivo, e veniva lì e ci si svegliava e si metteva a raccontarcela su. A un certo punto la Delia mi dice, domani Marietto ti devo dire una cosa che non ti piacerà, al che io ho pensato, ma chissà cosa mi dovrà dire la Delia che non mi piacerà domani. E infatti il giorno dopo arriva e mi dice una cosa tremenda e io dico, non è possibile. E dice, sì, è proprio così. Mi dice insomma un po' il mio futuro e alcune cose che succedevano in quel paese lì e che riguardavano me, e io ero terrorizzato. Poi comunque la cosa va avanti, noi continuavamo a parlare, lei arrivava, però il problema è che per potersi materializzare prendeva un po' il mio fluido e io quando lei arrivava ogni giorno alla mattina, insomma, ero sempre un po' più magrolino. Passa il tempo ed eravamo veramente soci, cioè lei arrivava, parlavamo, ci raccontavamo su a destra e a sinistra. Passa il tempo e un giorno mi dice, senti Marietto, domani succederà una cosa grave che non ti piacerà, però tu non te la devi prendere. Perché Marietto era pronto a tutto perché dicevo, caspita, dopo quella cosa brutta che mi aveva detto, figuriamoci se esiste qualcosa di più brutto. Insomma, io mi ero affezionato a questa entità. Morale della favola, cosa succede? Il giorno dopo io ero preparatissimo la sera, voglio proprio vedere come farà a farmi star male. Dopotutto sono preparatissimo. E lei mi dice, ti devo dire una cosa, ma so che starei male. E infatti me la disse e io ci restai veramente male perché mi disse, adesso io devo andare perché domani io nascerò e quindi non ci incontreremo più nella vita fin quando io non mi rincontrerai nel futuro e ti dovrò aiutare. Quel giorno lì per me fu un giorno veramente un altro funerale, perché restai di ghiaccio e cominciai a dire di tutto, imprecare, insomma volevo che restava lì e che mi venisse a trovare ogni notte, però purtroppo lei doveva nascere e infatti poi è successo che nella vita l'ho incontrata, chiaramente io mi ricordavo chi era, ma lei chiaramente non si ricordava più.
E queste sono delle piccole esperienze che il vostro Marietto ha avuto a livello medianico e che i cabalisti gli avevano già preannunciato quando il vostro Marietto aveva 15 anni. Bene, cari amici, detto questo piccolo racconto mediatico, il vostro Marietto vi saluta, vi ringrazia e vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di Ildegard e del vostro Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!